Oggi il sole splende in cielo e una leggera brezza da lago rende sopportabile la calura, ma fino all'altro giorno anche sul lago di Garda la situazione non era delle migliori. Marzo, aprile e anche un maggio piovosi hanno fatto temere per l'avvio della stagione. Le prenotazioni però non mancano, soprattutto sul lato veneto, più attrezzato in campeggi e alberghi di costo medio, come specifica l'ente interregionale Comunità del Garda e confermano a Peschiera. Ha sempre piovuto nei weekend, ma devo dire che le prenotazioni sono state mantenute, questo mi confermano i campeggiatori e albergatori, perché i popoli del nord quando vengono indipendentemente dal sole. Qui a Peschiera c'è dell'altro, evidentemente siamo molto contenti di questo. Se il tempo ha fatto la sua parte, anche la crisi economica ha il suo peso, non solo da ora. Se il turista italiano è mordi e fuggi e preferisce il basso lago, quello tedesco riduce i tempi. È già qualche anno che si vede una riduzione delle spese, si accorciano i periodi di soggiorno. Mentre una volta si assistevano a soggiorni anche di 2 settimane, adesso difficilmente si arriva alla settimana, sono sempre soggiorni di 2, 3, 4 giorni. Ma appena spunta il sole, eccoli i turisti che arrivano a frotte. Si punta anche quest'anno a toccare quota 22 milioni, turisti pronti a tuffarsi anche nelle acque gelate. Da dove viene? Dalla Spagna. E sente com'è col clima, con il tempo, insomma un po' balordo? No, non si sta mica male, si sta bene. Male, col tempo è andata male, ma un po' per tutti, diciamo, chi ha attività così quest'anno speriamo che vada, diciamo, che migliori il tempo. Lago che non ha nulla da invidiare al mare, anche se dicono in riva al Garda, la regione guarda poco al lago. Per l'Expo 15 la Regione Veneto decida qualcosa, soprattutto se si fa viva, con noi enti locali, con la possibilità di spendere, con la possibilità degli imprenditori di poter usufruire e soprattutto quella di completare le infrastrutture che sono iniziate. Il lago di Garda, che viene visto dal punto di vista turistico all'estero come un'entità unica, è diviso in 3 regioni, 2 regioni e una provincia autonoma, per cui paghiamo lo scotto di questa divisione.